Vice Sindaco Cigagna, dopo il lungo lockdown, Pieve di Soligo riparte dalla cultura per un'estate all'insegna della cultura ma anche del sociale e dell'associazionismo. Assolutamente sì, mi sono posta il problema appunto quando il lockdown è finito di riaprire le attività culturali per il nostro comune e mi sono chiesta però anche che cosa le associazioni avrebbero fatto, non soltanto il comune di Pieve di Soligo, e ho chiesto appunto ai presidenti delle varie associazioni presenti nel comune che di solito fanno qualche attività culturale di incontrarci e di metterci attorno a un tavolo per pensare a un calendario comune, perché le norme Covid ci costringono alla prenotazione, al distanziamento sociale e per qualche associazione questo diventa veramente un grosso problema. Mettendo insieme tutte le risorse, tutte le energie, siamo riusciti a costruire questo calendario che ci accompagnerà dall'inizio del mese di luglio fino a fine settembre con una kermesse di eventi che vanno dalla presentazione di libri alle letture animate, ai burattini per i bambini, alle serate musicali, alle serate filosofiche, agli aperitivi culturali per un'estate veramente da trascorrere insieme. E il titolo di questa rassegna è Estate insieme e l'invito è E stiamo insieme, proprio per godere del nostro territorio, del nostro paese, per riscoprire gli angoli nascosti di Pieve di Soligo, anche quelli recentemente ristrutturati, e apprezzare la bellezza e la mitezza della stagione. Una cosa interessante è con l'apporto delle associazioni riusciremo anche a fare delle attività decentrate nelle frazioni. Mi auguro che questa esperienza nata appunto dall'emergenza Covid possa continuare e possiamo veramente immaginare un calendario condiviso con tutte le associazioni per offrire alla nostra cittadinanza sempre nuovi spunti di riflessione, di divertimento e di condivisione. Noi abbiamo accolto con grande entusiasmo la proposta di animare l'estate di Pieve di Soligo. Faremo 2 aperitivi in Villa Brandolini dal tema del paesaggio, della natura e della bellezza e della meraviglia, e poi un grande spettacolo sempre a Villa Brandolini che metterà in scena una delle più grandi opere della classicità greca, che è il Simposio di Platone. Quindi affronteremo il tema dell'amore in una cornice spettacolare. Noi partecipiamo volentieri a questa iniziativa dell'estate della cultura a Pieve di Soligo con la proposta di presentazione di volumi, con i concerti musicali e col cinema all'aperto. Lo facciamo in particolare come Rete di Vite Illustri proprio perché vogliamo dare un segnale importante, condiviso, di rete e di sinergia fra queste realtà culturali che sono già impegnate per la vita della comunità. Noi per questa iniziativa proponiamo una serie di film per i ragazzi, per i bambini, per le famiglie, quindi saranno film d'animazione e film che parlano, che danno messaggi positivi, che trasmettono leggerezza e consentono al pubblico di uscire dalla proiezione con il sorriso. Allora, quest'anno sono i 250 anni dalla morte di Giuseppe Tartini e noi proporremo La Didone abbandonata e Il Trillo del Diavolo in una nuova versione fatta dico collega, è stato mio allievo, il maestro Mattia Tonon, che ha orchestrato i 2 pezzi, sicché sarà una prima mondiale. Poi faremo una serata con un tutto Bach, con il concerto in La minore per violino e la cantata Non più che sia dolore, che è l'unica cantata che Bach ha scritto in italiano. E poi presenteremo 8 talenti, 8 giovanissimi pianisti verso la fine di agosto, che sicuramente sbalordiranno il pubblico. E noi proponiamo un filmato, Canseia nel cuore del Consiglio, con la partecipazione straordinaria di Toio e Savognani. È un viaggio che faremo sulla terra emersa e anche sulla terra sotterranea, alla riscoperta delle forre, di tutte quelle curiosità che spesso non conosciamo. Noi proporremo una rassegna di libri, di presentazione di libri con autori del territorio. Noi abbiamo in programma il 22 di luglio, in occasione della Santa Maria Maddalena, patrona del nostro comune, la solita manifestazione portando la Madonna nel giro consueto di Santa Maria Maddalena e poi offrire anguria e vino per tutti quanti i partecipanti. Per la cultura invece, per questa iniziativa culturale? Invece per quella culturale, culinaria anche, abbiamo intenzione di fare uno spiedo per asporto e grazie al maestro Giancarlo Nadai e la piccola orchestra veneta il Piave mormorava una rappresentazione fatta all'interno
della Sede del Gusto, sul piazzale della Sede del Gusto. E noi proponiamo 2 serate diciamo così, per i comuni di Pieve di Soligo per la cultura, e faremo 2 serate che incentrate sulle tradizioni per ricordare un po' i modi di vivere una volta e nella frazione proprio di Barbisano.